Sì, una giornata intensa ma produttiva. Oggi ci sono state circa 13-14, mi sembra, ULS, quindi conferenze dei sindaci con i loro presidenti che sono venuti ad esporre i loro dubbi, le loro richieste di chiarimento sul progetto di legge 23, richieste di cui ovviamente la Commissione terrà conto e poi discuterà nel prosieguo delle commissioni, delle proprie sedute, eventuali miglioramenti. Poi è anche vero che abbiamo inviato comunque a norma, in base alla legge, la richiesta di parere ai sindaci, perché il parere sulla modifica territoriale delle ULS spetta ai sindaci. È stata inviata una richiesta di parere a 579 sindaci che avranno 60 giorni di tempo per poter dare le loro considerazioni. Pertanto abbiamo questa tabella di marcia, avremo questi 2 mesi che ci separano i 60 giorni del parere della richiesta dei sindaci, che saranno dedicati alle audizioni, oggi di alcuni presidenti delle conferenze dei sindaci, venerdì prossimo, venerdì 18, ad altre conferenze di sindaci, e successivamente ci saranno le parti sindacali e altri che ne hanno fatto richiesta. Una tabella in marcia molto fitta, ma che deve portare al risultato di questo cambiamento, di questa nuova legge che dà veramente nuova linfa alla sanità veneta.